Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Romolot, appuntamento reale con il surreale, con Marco Pinti. Bebe che buena, bebe che buena, bebe che buena. Bebe che buena, bebe che buena, bebe che buena. Bebe che buena. Bebe che buena. Sto facendo apposta, che quando incrocio ecco. Quando incrocio un po' di voci mi piace portarvele. Sarebbe bello riuscire a fare tutta la trasmissione così, solo di voci di strada, ma non come quelle siamo abituati a vedere cosa pensano, no, così, vere cose che dicono le persone per strada, pezzetti di discorso. Solo che non è facile perché bisogna un po'. Poi si prendono questi pezzetti, lei mi dice fai come vuoi, questi erano francesi, non so cosa dicesse. Se questo in sottofondo invece è un ristorante, questo secondo me non lo sentite. Benvenuti intanto, risata sì, secondo me l'avete beccata. Benvenuti Romolot, Marco Pinti a tenervi compagnia e a tenersi compagnia da solo in questa trasmissione che, come sapete, racconta la storia di un tizio che poi sono io e fa un giretto. Intanto vi porta con me nella speranza che voi mi portiate con voi ovunque voi siate ad ascoltare. Come ripeto sempre, ma è necessario perché non si sa mai, magari qualcuno ci ascolta oggi per la prima volta. Romolot è trasmissione che non ha un vero contenuto, ma è fatta proprio apposta per scorrervi accanto nella giornata, nella serata. Cioè non pretendiamo di dire niente, se non di far correre qualche pensiero, ma non so neanche io di quali saranno, quindi figuriamoci se posso dirvelo adesso. E voi intanto continuate a fare quello che fate senza quella roba di ascoltare, ci lasciate in sottofondo. Sentiamo un po' di voci adesso, le attraversiamo, pronti? A quanto tempo? Ecco, se sono riuscito a rendervi la metà, è tanto tempo della poesia, di passare in mezzo. Vediamo un po', tavoli all'aperto, vediamo un po' se intercettiamo qualcosa. Questi americani. Where with us? There with us. E adesso prendiamo un'altra via. E diciamo sì, così è una delle cose che mi piace fare. Quando a uno piace fare una cosa, poi mi è spontaneo condividerla, no? A me piace proprio sentire, non a star lì a sentire cosa dicono 2 per 10 minuti, no, proprio prendere la frase che vola e dire tac. E poi a volte ci sono dei collage anche interessanti, Qui ad esempio ho preso dormire, non so se l'avete sentito anche voi, uno ha detto da dormire. Gran risate. E intanto noi camminiamo. Cominciamo. E sentite questo sottofondone. Allora, intanto buona Pasqua, siamo arrivati quasi. Siamo arrivati, questa è la primissima, no, la seconda Pasqua.
terza Pasqua. Allora, Pinti, calcola, stai calmo. Tanto hai detto a tutti che non c'è da preoccuparsi, ci metti il tempo che ci metti. Allora, prima Pasqua Romana 2021, seconda Pasqua Romana 2022, terza Pasqua Romana. Grazie, questa è la velocità dei miei neuroni che si occupano di calcoli. Sarete contenti, spero di averne avuto una riprova. Adesso sentite, c'è anche... Questo era un idioma oscuro che non conosciamo, ma ci piace, era un'esultanza. Sento arrivare in lontananza anche la colonna musicale di Romolotto. Siamo in una via, siamo nella quella che viene chiamata ai telegiornali, chissà perché la chiamano la movida. Perché abbiamo quella parola? Non lo so. Forse perché ci si muove. Mi spiace avere un po' coperto questo country. Magari dopo ci ripassiamo, se fate i bravi. Questa babele di lingue, in mezzo ci siamo noi. Qui avrete sentito anche dell'altro. Noi piano piano, tac tac, attraversiamo tutto questo vociare e dicevamo buona terza Pasqua a tutti voi. Sono i giorni della Pasqua, dicendolo ovviamente trasformo questa trasmissione in una pillola che si potrà usare solo in questi giorni, quindi non potranno usarla per la replica, ma se dovesse accadere, se dovessero usarla per la replica, comunque la Pasqua come simbolo di rinascita vale sempre, quindi per gli amici che ci stanno ascoltando a Ferragosto o a Capodanno a mezzanotte sul nostro magico palinsesto, comunque è un po' Pasqua, cioè la rinascita è sempre il momento giusto per la rinascita o per la resurrection, che è poi insomma il punto focale della religione cristiana, no? La resurrezione. E che pur tuttavia, adesso sapete che a me piace, no, fare questi fuoripista anche un po' teologici, in cui tanto essendo io non un teologo mi posso permettere di farmi delle domande a cui non ho risposte esattamente come i teologi. Però avrete notato tutti che il Natale si capisce, viene celebrato in maniera che si capisce, insomma, no? Presepe, poi vabbè è entrata la parte di Babbo Natale, ok, però si capisce, Natale è una roba che poi tutti, Natale, la messa di Natale, eccetera. La parte della resurrezione, anche nei quadri, nell'arte sacra che adesso noi dobbiamo dire arte sacra per dividerla dall'altra, ma mi hanno fatto notare qualche giorno fa una banalità, che però banalità non è, cioè che la cultura deriva appunto dalla parola culto, quindi tutta l'arte una volta non era altro che questo, cioè il culto di qualcosa che ci trascende. Ecco, anche lì le resurrezioni sono veramente poche, anche come pitture, come quadri, come sculture, sempre il momento o dell'infanzia, che è generalmente, no, è rappresentato con la Madonna e il bambino, per l'appunto Gesù bambino, oppure il momento della passione e della deposizione. La resurrezione è una roba che 2000 e oh Gesù, devo fare un altro calcolo, ed è proprio il caso di dire oh Gesù, visto che ci stiamo occupando di te. Allora 2023 2000 e 2000, no meno 2000 e, allora se un attimo allora è morto a 33 anni, quindi è morto nel 33, quindi dal 33 sono passati, è anche facile perché abbiamo il 23, dai Pinti, ce la puoi fare, c'è il 23 lì, pensate in questo momento ai miei neuroni, ce n'è proprio uno lì disperato nel bianco, ha una lavagna, un pennarello di quelli che non scrivono, cerca di mettere in colonna questi dati, quindi sono, allora se fosse morta a 23 sarebbero 2000 anni, giusto Pinti? Sì,
quello ci arrivo anch'io, bravo, sono 33, sono 1990, bravissimo, quindi non siamo davvero nel 2023, siamo anche nel 1990 dal punto di vista della Pasqua, bravissimo Pinti, non sono ancora 2000 anni, Pinti, ma complimenti, e vedete che verità teologiche che vi tiro fuori? Non sono neanche 2000 anni che è successo quel fatto su cui si fonda la religione cattolica, ed è per questo, ecco, vedete, non so, tra 10 anni lo capiamo, ci vogliono 2000 anni per capire una roba come la resurrezione, non è che la capisci in 1999, almeno 2000 le devo passare. Vedete, mi sono dato una domanda, mi sono dato una risposta, intanto bambini, ma in realtà preadolescenti giocano a pallone, io li guardo con brama e timore, che è un segnale della vecchiaia, o se preferite della maturità, no? Quando due ragazzini giocano a pallone tu hai sia voglia di che te la passi, no? Sia un po' timore che ti arrivi una pallonata. Ecco, questo è un po' il crinale, non della mezza età, per carità, però di giovinezza che si fugge. Tuttavia, intanto siamo rientrati in uno spazio dove ci sono meno persone e dove i bimbi giocano. Ecco lì una messa da dove la gente esce, a testimonio che comunque il culto regge, che se ne dica. Non sono piene le chiese le domeniche, però Pasqua, Natale, comunque le persone ce l'hanno come riferimento, ecco, non è una roba che è davvero del tutto uscita e forse non potrà uscire mai, Però con questa la chiudo la parte teologica, perché sennò chissà dove andiamo a finire. Chiuso questo argomento, direi che possiamo passare dalla luce della conoscenza alla luce artificiale, quella dei lampioni. Ecco, come si fa a descrivere una cosa a chi non ne ha mai vista una? Altra domanda che può sembrare stupida, ma che ti permette di fare un allenamento di quel muscolo, non quel muscolo che state pensando alcuni di voi, che conosco e ricordo, che appena si dice, ecco, non l'altro, che è il muscolo dell'immaginazione. Allora, l'immaginazione è una cosa che uno dice o ce l'hai o non ce l'hai, è vero in parte, ma a differenza di altri talenti veri e propri, nel senso talenti che si esprimono in una particolare abilità, che può essere quello di dipingere, no? Quindi è vero che lì hai l'immaginazione, ma hai anche il talento di inserirlo, metterlo su una tela e comunicarlo. L'immaginazione in sé, quindi tolto qualsiasi talento, è in realtà anche molto un muscolo che funziona con due pulsanti. Io ve lo dico perché non solo è divertente, nel senso che vi fa star meglio avere questo muscolo allenato, ma è anche utile perché vi permette di vedere non solo esattamente, precisamente quello che c'è, ma anche per esempio quello che c'era. E qui tocco subito un tasto dolente, perché se mai mi venisse la tentazione di fare l'esperto di una cosa, no, nella condizione di essere veramente l'ultimo, perché pensate io che problema ho sull'immaginazione, proprio non riesco, io se mettiamo per 20 anni vado in un posto della città, c'è un supermercato, il posto c'è un ferramenta, io nel giro di una settimana non riesco più a ricordare il supermercato. L'unica eccezione a questa regola che è disarmante, non so se sono l'unico, forse capita anche a voi, no? Quando la città cambia e quello che c'era prima non c'è più, ma anche solo perché semplicemente la gelateria è diventata un'agenzia immobiliare. Cioè, sappiamo, no, che lì c'era la gelateria, che lì c'era il supermercato, però non riusciamo a vederlo.
E per questo io mi tengo strettissima. L'unica eccezione a questa mia incapacità, l'unica cosa che mi ricordo dove era, e ogni volta che ci passo io lo vedo ancora, proprio più che un ricordo, è una roba nitidissima, è il Blockbuster della mia città. E qui, insomma, immagino, voglio sperare che sia una buona parte di voi che si ricorda che cos'era il Blockbuster. Il Blockbuster era una roba geniale. Ai tempi in cui non c'era internet e in cui i film o te li vedevi in televisione oppure te li vedevi al cinema, oppure terza opzione, comperavi la cassetta, se proprio ci tenevi e lo volevi avere per te, dovevi, come se fosse un libro, no? Andare alla videoteca. Attenzione, abbiamo preso un pezzetto di conversazione inglese. Devi andare in videoteca, c'erano addirittura le videoteche, oppure dovevi andare in libreria, anche c'era il reparto home video, oppure c'era l'amico che te le faceva avere piratate, che aveva tutta una serie di problemi tecnici, però costavano meno. Quindi queste erano le tre opzioni. Poi arriva Blockbuster e dice: sai cosa c'è? Ma tanto uno, dopo che ha visto un film, cosa se ne fa di tenerli la cassetta tutta la vita? Facciamo il noleggio. Ed è stato un successo pazzesco. Ed era questa, secondo me, poi qui scusate, entra anche le mie opinioni, tanto ve l'ho detto, questa è una trasmissione che non pretende di dire delle verità, no? Anzi, se riesce, quando riesce bene, testimonia l'imprevedibile fluido che chiamiamo pensiero, che un momento prima parla dei lampioni, un momento dopo è già il Blockbuster. Ecco, quindi detto questo, la mia opinione è questa, che Blockbuster è stato il momento più alto dell'equilibrio giusto tra la tecnologia e la possibilità di avere qualcosa e vederlo, e il mondo in cui questo privilegio era negato. Prima c'è una specie di deserto dove tu non accedevi a queste cose se non comprandotele. Dopo c'è una specie di indigestione dove io non sono tanto bravo a smanettare, ma quelli che sono capaci vedono qualsiasi cosa. Ma basta dire la parola YouTube e già abbiamo detto una roba che è meravigliosa, ma travalica, no? E ho detto la cosa più banale, cioè avrò fatto ridere un sacco di gente dicendo YouTube è già una roba vecchia. Mentre Blockbuster aveva il giusto equilibrio tra un mondo che iniziava a essere più ricco di offerta, però c'era ancora questa bella cosa che tu dovevi andare lì, prendere fisicamente un oggetto, tornare a casa comunque con questo oggetto, poi dovevi anche averne cura perché nel giro di 3 giorni dovevi riportarlo e lo buttavi in una cassetta anonima che c'era fuori. E poi c'era il problema che prima o poi ti dimenticavi di portare il film da Blockbuster, e loro avevano fatto questa cosa americana, troppo americana, cioè che se tu accumulavi un giorno di ritardo, per ogni giorno di ritardo erano 3 euro. Questa è proprio una roba protestante, no? Vedete, torniamo alla teologia, cioè non mi interessa che problema hai, se tu fai 10 errori paghi 30. Erano ancora in lire, se non sbaglio, erano 5.000 lire al giorno, roba così. E se sbagli 10 sono 50.000 lire. Noi invece veniamo da una cultura cattolica dove a un certo punto ci vuole l'indulgenza plenaria. E quindi io avevo smesso di andare a Blockbuster e perché avevo un ritardo di 50.000 lire su una cassetta. E credo di non essere stato l'unico ad aver smesso di andare a Blockbuster per questo. E mi piace pensare che almeno in Italia, tra le cause che hanno portato alla fine di Blockbuster, ci sia stata anche un'eccessiva rigidità luterana nelle sue punizioni, quando invece un modo un po' meno ingenuo, un po' meno americano di gestire la faccenda, chi lo sa, forse gli avrebbe regalato
un mese di bilancio in più. Vi direte, ma Pinti, ma con la tecnologia la sua strada era segnata. Sì, avete ragione voi, ma cosa ve ne fate di una ragione così gretta? Mi tengo la mia, che sarà pure un torto, ma è più poetico. E come vedete i nostri minuti insieme sono passati. Io spero di avervi tenuto la compagnia almeno metà di quanto voi a vostra insaputa la tenete a me. Se tutto va come deve andare, se a Dio piace, ci risentiremo qui con Romolot. Ringrazio tutti quelli che permettono la messa in onda di questa trasmissione. Primo di tutti Vincent Vega, il glorioso direttore Giulio Cainarca e tutta la ciurma della nostra spettabile e inimitabile radio. Dal Marco Pinti anche per questa volta è tutto, e come ho già detto, buona Pasqua, in qualunque parte dell'anno il vostro calendario dice che vi troviate. Avete ascoltato